Abbiamo avuto un incontro con i ragazzi, quindi è stata un'esperienza molto divertente. Abbiamo presentato i pezzi nostri che bene o male riguardavano il rapporto tra genitori e figli, come ero io da piccolo, come era dato, come il rapporto che ha lui con la figlia. Annalisa Iotti poi ha fatto il pezzo suo, il ballo del Battaglia Meraviglioso, che è la moglie modello, quindi abbiamo presentato i nostri, se vogliamo chiamare, talenti, quello che abbiamo dentro ai ragazzi. Loro sicuramente spero che l'interesse più del fatto di divertirsi ci sia dentro. La cosa che vedo che manca molto è la curiosità, sono poco curiosi, vanno avanti per step e quindi si fermano. Quindi un festival di questo tipo, secondo te, può essere utile? Sì, perché comunque può suscitare, può far conoscere nuovi mondi, nuove persone, anche vedere noi che facciamo i comici, che comunque potrebbe essere non dico un'aspirazione, il fatto di poter arrivare ad essere qualcosa. Il fatto che comunque io sono stato molto chiaro che si arriva studiando, non si arriva in nessun altro modo che quello, anche per una battuta comica, con qualsiasi tipo di storia che possa far divertire o commuovere, o qualsiasi cosa bisogna sapere. E quindi ho un ragazzo che mi ha chiesto come si scrivono le battute, che ho detto più informazioni hai e più puoi far ridere. Comunque hai lavorato con dei ragazzi in area penale, Sì, puoi raccontarci la tua esperienza, qualcosa? Sono un educatore professionale, quindi prima di tutto come comico sono sempre stato, ho lavorato molti anni con i ragazzi in un primo soccorso minori a Roma, con ragazzi che hanno subito o avuto esperienze poco piacevoli, quindi è una casa protetta. Ho lavorato 3 anni lì, poi ho lavorato in una scuola superiore con dei ragazzi un po' al limite. Il teatro può essere terapeutico? Indubbiamente, io facevo terapia teatro con i ragazzi, lavoravo con loro, ho fatto il clown con loro e mi divertivo a fargli fare delle pantomime, delle situazioni e alcune volte uscivano fuori dei talenti, ma neanche quello era importante, l'importante è il fatto comunque di riuscire a iniziare e a finire un qualcosa, un progetto, un'idea. E già quello per un ragazzo che ha vissuto una situazione familiare particolare è una vittoria, già questo andava bene. Poi il talento sono cose che vengono dopo, se uno fa l'attore fa quello che vuole, quindi non c'è problema.